Il nostro calcio è competente, ad alto ritmo, con la straordinaria carica del gol! Favoretti! Gol! Commenti, aggiornamenti e curiosità con Andrea Sanna e Claudio Pani. Il diritto di cronaca con Vittorio Sanna. Il Cagliari a suon di gol, partita dopo partita, su Radio Supersound. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. mabmanagement.it. È nato a Peschiera del Garda nel 1988, il 22 agosto, è cresciuto nelle giovanili del Milan, si chiama Marco Mancosu, è il nuovo trequartista del Cagliari che lo ha acquistato dalla SPAL, dove l'anno scorso in 35 partite ha realizzato 6 reti, ma soprattutto Marco Mancosu arriva perché ha già giocato con Liverani, rientra perfettamente negli schemi dell'allenatore rossoblù, anche perché con Liverani aveva non solo giocato, ma ha giocato anche particolarmente bene. Nel Lecce dal 2016 al 2021 divenne capitano proprio con l'attuale allenatore del Cagliari, e a Lecce è diventato il calciatore che poi si è consacrato, 160 presenze e 48 gol nella sua carriera leccese, insomma il simbolo della squadra dopo aver tanto girato. Non è vero che è nato a Peschiera del Garda, ma dimenticatevelo subito che è nato a Cagliari e che è cresciuto nel Cagliari, perché se questo deve essere un motivo per poterlo immediatamente denigrare, è preferibile non saperlo, anzi pensare che sia nato da altra parte. Mancosu arriva a cercare di dare un nuovo volto al Cagliari. Abbiamo parlato tanto di trequartisti in questi ultimi giorni legati a Gaston Pereiro, e effettivamente Mancosu può cambiare la squadra diventando il secondo trequartista da affiancare allo stesso Gaston Pereiro, ma all'occorrenza anche a Viola, che potrebbe fare quel ruolo al fianco dello stesso Mancosu, dietro una sola punta. È un mezza boggiatura, penserete, per quelli che sono i giovani del Zogus e Luvumbo, che erano una delle due punte laterali, ma si tratta invece semplicemente di un'alternativa tattica che può essere comoda per il tecnico Liverani, giocare talvolta con il tridente. C'è anche Millico che verrà presentato e che è un giocatore che parte bene dall'esterno e che quindi può fare, a questo caso devo dire, un giocatore anche interessante che ha fatto molto bene nelle giovanili del Torino, poi non aveva mantenuto le promesse, ma è sempre un calciatore che può riuscire ad esprimere il potenziale che già si era intravisto quando era ancora giovanissimo. Millico che può fare quindi la punta laterale e che può dare a Liverani, come ho detto, la possibilità di variare il tema, di non giocare sempre con le tre punte, ma poter anche disporre dei due trequartisti o addirittura del trequartista dietro le due punte. Insomma, con l'acquisto di Mancosu e con l'arrivo di Millico si incrementa il vantaggio per Liverani di poter disporre di un attacco che può variare. Chiaramente c'è da sistemare molto bene anche centrocampo e difesa, che non sempre hanno funzionato nel migliore dei modi in questo periodo, ma sappiamo anche che quelli sono i reparti più delicati, quelli soggetti a automatismi che devono essere perfezionati e che hanno quindi bisogno di tempo. Speriamo che questo tempo ce l'abbia la squadra rossoblù, soprattutto che trovi immediatamente la vittoria, perché il tempo che ti dà un successo è chiaramente un tempo positivo, un tempo ottimistico che ti porta poi a lavorare meglio di quanto lavori invece sulla groppa una sconfitta. Il nostro calcio è competente, ad alto ritmo, con la straordinaria carica del gol! Favoretti! Gol! Commenti, aggiornamenti e curiosità con Andrea Sanna e Claudio Pani. Il diritto di cronaca con Vittorio Sanna. Il Cagliari a suon di gol, partita dopo partita, su Radio Supersound. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. mabmanagement.it.